Buongiorno, buongiorno, sempre la cronaca nera al centro di Focus TG dei nostri notiziari. Un gravissimo fatto di sangue a Marostica. Il titolo del Gazzettino descrive quello che è successo. Una donna che è stata accoltellata dall'ex marito in una sala slot, è stata salvata da una cliente che ha detto: commentavamo il mio completo bianco che poco dopo si è macchiato del suo sangue. I maschi sono scappati. Vi daremo tutti i particolari tra poco nel nostro servizio della redazione di Bassano del Grappa. E intanto un altro accoltellamento, quello di Chioggia, la turista tedesca che è stata ferita gravemente da uno sconosciuto. C'è un sospettato che è stato poi indagato, ha voluto questa turista tedesca, dopo essere stata dimessa dall'ospedale ed essere rientrata subito in Germania, mandare un messaggio tramite il sindaco Armelau. Vorrei dire un paio di cose alla gente di Chioggia. Noi siamo venuti qui per le vacanze, quello che mi è successo il primo giorno è stato orribile. Io non conoscevo nessuno qui, che il mio cane sia scappato per me è stata una catastrofe e sono grata dell'aiuto ricevuto. Inizia così la lettera che Monica Grimm, la turista tedesca 35enne accoltellata lunedì scorso a Sottomarina mentre passeggiava col suo cane, ha mandato al sindaco Armelau, con cui è rimasta in contatto, affinché la diffondesse a suo nome. Dopo le dimissioni dall'ospedale, infatti, la donna è tornata immediatamente in Germania portata dall'ambulanza. Vorrei ringraziare, scrive ancora, i sanitari dell'ambulanza e la squadra che mi ha aiutata quella notte e in reparto nei giorni successivi. Grazie a chi mi ha aiutata a ritrovare il mio cane, a chi ha messo a disposizione il drone e al sindaco Armelau che ha pubblicato la ricerca. Con il suo aiuto ha contribuito che tutta la città fosse al corrente della situazione. Ringrazio anche tutti gli abitanti di Chioggia e i carabinieri. Sono rimasta molto affascinata dalla solidarietà di questa città. Dopo questa terribile aggressione, conclude Monica, bisogna capire che volevo solo tornare a casa mia. Le mie ferite guariranno, per questo chiedo assoluta privacy, mi riferisco alla stampa, appello di lasciarci in pace, vi prego di rispettarlo. Il sindaco Armelau ha detto di voler rispettare a sua volta la volontà di Monica. Sono felice, ha dichiarato, che abbia riconosciuto la solidarietà della nostra città e la mobilitazione che c'è stata per trovare Laki. Rimarrò comunque in contatto con lei via WhatsApp con l'invito di ritornare a Chioggia. Servizio di Ilaria Marchiore. Adesso andiamo in diretta sull'altopiano di Asiago a Lusiana Conco, perché un tredicenne in bicicletta è stato investito da un'auto pirata. In diretta Vanessa Banzato con Alessandro Costacurta per la parte tecnica. A te, Vanessa. Buongiorno, buongiorno a te direttore e a tutte le persone che ci stanno seguendo da casa. È proprio in quel punto dove sono stati portati quei fiori che ieri sera attorno alle 8:30 è stato travolto e ucciso da un'auto pirata Stefano Angonese, 13 anni. Assieme a lui un amico che è stato ferito fortunatamente in maniera non grave. L'auto, dicevamo, è scappata, non si sa ancora chi possa avere commesso questo terribile investimento, questo omicidio, perché non possiamo chiamarlo altrimenti. Con me la sindaca di Lusiana Conco, Antonella Corradin, e il fratello di Stefano, Samuele Angonese. Samuele ha deciso di parlare al nostro microfono perché vuole lanciare soprattutto un messaggio, vero Samuele? Vorrei fare un appello a tutti in caso di queste situazioni, e anche chi commette questi reati, si può dire, questo omicidio, di costituirci, almeno quello. Sai che il danno hai fatto e hai rovinato una famiglia, ma non è troppo tardi, almeno costituiteci. Adesso è difficile, però anche se c'è qualche passante che vede questi fatti, per favore chiamate subito il 118, perché anche un minuto fa la differenza. Purtroppo qua mio fratello non c'è più, ma non è mai troppo tardi per salvare un'altra vita. C'è tanto dolore, tantissimo dolore, un dolore immenso. Eravate molto legati, dicevi fuori dal microfono che voi litigavate spesso, però eravate legati. Discordavamo su alcune cose, però il nostro principio era sempre uniti. Com'era Stefano?
era un ragazzo curioso, non amava proprio la scuola, però aveva la dote che se un argomento gli interessava veramente se lo approfondiva da cima in fondo. E poi amava sempre, era un ragazzo sportivo, andava sempre in bicicletta con i suoi amici, tanto che mi ricordo ancora tutte le volte che suonavano i suoi amici in cerca di mio fratello. La casa era sempre piena di amici? La casa era sempre piena, facevano campo base e poi partivano, solo che ormai adesso, la sua bicicletta, sono stato l'ultimo a metterla via. Considerava la sua macchina, la sua bicicletta, sono stato io l'ultimo a metterla dentro e là. È rimasta là perché... E poi aveva anche la passione proprio della bicicletta, non soltanto ad andare in bicicletta, ma proprio la passione di sistemare le biciclette. Aveva anche la sua passione, anche il suo futuro sarebbe stato aprire un'officina di bici. Infatti lui si smontava il freno, cambiava le marce, anche tutto da solo senza mai chiamare i genitori. Là lo stimavo per quello, perché si dava sempre da fare, aveva già l'idea chiara cosa voleva fare. Cosa gli vorresti dire adesso? Bocchia, io chiamavo sempre Bocchia. Bocchia, so che sei lassù, ci sono anche tutti i tuoi nonni, ma ricordati che lì puoi ambire di più quelle tue passioni, perché non hai i miei freni, te sei libero lassù e libera tutto. Ammira, come posso dire, sprigiona tutte le tue passioni, fallo per me, fallo per anche tuo papà, tua mamma, tutti i zii che ti stanno pregando per te. Anche se non sei più tra noi, resta felice lassù per noi, non imitarmi, guardami, però te non sei come me, te sei più forte, Stefano. Sindaca, un dolore inimmaginabile, tutta la comunità si stringe attorno a questa famiglia. Sì, è un grande dolore che possano capitare cose del genere e naturalmente tutta la comunità è vicino alla famiglia angonese proprio per sorreggerli, per aiutarli e per sostenerli in questo momento così terribile. Non è possibile che due ragazzini a piedi in mezzo alla contrada possano essere travolti da un'auto che se ne va, che dopo se ne va. Io davvero non posso credere che esista nella nostra società tanta indifferenza, tanta poco senso di responsabilità da non fermarsi per prestare soccorso, per prestare aiuto. È una cosa che non posso credere e sono certa che la persona che ha commesso questo fatto ci starà ripensando e mi auguro davvero, così come Nicolò, mi auguro davvero anch'io che ci ripensi e che torni sui propri passi. Ormai il male è stato fatto, però bisogna andare avanti, ecco. Lei diceva che quando si saprà il giorno dei funerali avete già preso anche una decisione proprio come amministrazione. Certo, il giorno dei funerali proclameremo il lutto cittadino proprio per ricordare questo ragazzo, per ricordare Stefano e per essere più vicini tutti quanti alla sua famiglia. E già la scuola ha deciso che il primo giorno di scuola, cioè mercoledì, sospenderà la festa per l'inizio dell'anno scolastico, perché non si può festeggiare senza Stefano. Certo è che questa strada è uno dei punti neri della viabilità. Sì, noi ne abbiamo molti purtroppo e abbiamo già realizzato subito prima della frazione un dosso. E abbiamo un finanziamento importante per sistemare il centro della frazione e con quello avevamo già programmato di fare anche un'isola salvagente nella quale appunto le auto sono obbligate a rallentare perché abbiamo visto che la molto ridotta dimensione dei dossi, dei rallentatori, molte volte non riesce a essere così da deterrente come invece si dovrebbe, ecco. Un'ultima battuta la voglio fare con te, Samuele, perché tra l'altro una parte di Stefano continuerà a vivere. A vivere in me. Ma anche è stato chiesto che cosa? La donazione di cosa? Delle cornee? Nelle cornee abbiamo, insieme alla famiglia, mio papà e mia mamma hanno consentito a donarle.
io scherzosamente ci hanno detto le lenti a contatto, però almeno non è stato vano e può salvare due persone. Grazie a suo, però continuerà a vivere quindi in altre persone, ma soprattutto nel suo ideale, nel mio spirito, nel spirito dei suoi amici, di mio papà, di mia mamma e di tutti vivrà il suo spirito. Insomma, direttore, hai sentito un grandissimo dolore. Adesso speriamo che anche grazie ai numerosi appelli che stanno facendo i familiari, che stanno facendo anche gli amministratori, che si riesca davvero a raggiungere la persona che ieri sera non si è fermata per soccorrere il ragazzino che aveva appena travolto e ucciso. Da Tortima di Luciana Conco ti ricevo la linea. Grazie molte Vanessa Banzato, un abbraccio al fratello della giovane vittima, a tutta la sua famiglia, e sarà sicuramente catturato questo pirata alle ore contate, perché le videocamere sono anche nella zona. Sarà relativamente facile per i carabinieri arrivare all'identificazione di questo delinquente, perché di delinquenti si tratta, investire un ragazzo e nemmeno fermarsi per prestargli soccorso. Andiamo avanti con ancora altri incidenti, 2 minorenni travolti da un'auto e lasciati a terra, anche in questo caso feriti gravemente, senza soccorso. La polizia attiva le ricerche e nella notte il conducente, anche lui giovanissimo, un 21enne italiano, denunciato per lesioni stradali e omissione di soccorso, viene trovato. L'incidente è avvenuto alle 22:30 l'altro giorno a Sedico, nel Bellunese. I 2 ragazzi di 14 e 15 anni erano su un ciclomotore quando la macchina li ha investiti. Uno dei 2 minorenni sarebbe riuscito a memorizzare la targa riferendola alla polizia. Da lì l'individuazione della vettura. I 2 ragazzi sono ricoverati a San Martino di Belluno in rianimazione. Da verificare ora se il 21enne denunciato fosse o meno sotto l'effetto di alcol o di sostanze stupefacenti. Sotto sequestro sia la macchina che il ciclomotore. Ed è tornata in Ucraina la salma del piccolo Vladi, il bambino di 6 anni, travolto e ucciso da un'auto a Santa Maria di Sala pochi giorni dopo essere arrivato nel Padovano per sfuggire alla guerra. Dopo aver ricevuto l'ultimo saluto all'ospedale di Padova da parte dei suoi familiari e una benedizione del parroco di Murelle, la salma del piccolo Vladislav Malamen è partita alla volta del suo paese natale, l'Ucraina, verso Odessa, dove ad attenderlo ci sono la mamma e il fratello insieme ai parenti più stretti. Nei prossimi giorni, infatti, si celebreranno le esequie. La comunità parrocchiale di Murelle e di Villanova di Campo San Piero si è stretta nella preghiera ai parenti e alla famiglia di Vladi e ringrazia tutti quanti hanno contribuito alla raccolta fondi attivata a sostegno della famiglia del piccolo per sostenere le onerose spese per il rimpatrio della salma del bambino di 6 anni morto a fine agosto dopo essere stato investito sulle strisce pedonali a Santa Maria di Sala mentre stava attraversando la strada con la mamma. Grazie alla solidarietà di tante persone, nel conto corrente della parrocchia di Murelle sono arrivati oltre 16.000 euro per la famiglia di Vladi. Servizio di Valentina Visentin, un gravissimo incidente nel pomeriggio ieri verso le 14:15 a Roncade, all'incrocio tra via Zugno e via Vaglio, tra un'autovettura Peugeot 307 e un motoveicolo BMW con targa polacca. Nell'impatto il conducente del motociclo, un 49enne polacco, ha riportato una gravissima lesione alla gamba destra con amputazione di un piede, venendo trasportato d'urgenza in ospedale. Illeso invece l'automobilista, un 54enne residente a San Biagio di Callalta. Dai primi accertamenti è emerso che l'autovettura non avrebbe concesso la precedenza al motociclo. Avete visto l'elicottero giallo del Sume? Quando vola quell'elicottero vuol dire che è successo qualche disastro. Adesso andiamo ai fatti di cronaca. Alla violenza delle baby gang hanno dato alle fiamme alcune cassette della posta nel quartiere Pertini. Andiamo in diretta da Ilaria Marchiori e dal nostro operatore Tommaso Migotta. Ilaria.
Sì, buongiorno direttore, buongiorno ai nostri telespettatori. Siamo qui in quartiere Pertini, nello specifico in via Ponti. Sabato notte guardate che cos'è successo. Completamente andate distrutte queste cassette per la posta, completamente andate a fuoco. Qui insieme a me c'è Giorgio Rocelli, il portavoce del comitato Pertini. Benvenuto Rocelli, ci può raccontare che cosa è successo? Sì. Sabato notte un gruppetto di ragazzini delinquenti hanno dato fuoco alla cassetta della pubblicità della posta e poi hanno inserito l'incendio all'interno delle cassette delle lettere, causando, come vedete, un danno non da poco, soprattutto per i residenti che si vedono sottratti un servizio, quello delle poste, che oggi non c'è più. Ma c'è un problema in più, perché se prende piede questi comportamenti, adesso è andato a fuoco la cassetta delle lettere e dopodomani se va a fuoco un'abitazione con la persona all'interno, il fatto non deve essere sottovalutato, va preso per le pinze, va analizzato e soprattutto si devono colpire questi ragazzini. Ecco, perché Presidente voi sapete benissimo chi sono. Certo che lo sappiamo, li vediamo che scorazzano per il quartiere, sono minorenni, ma questo non deve in alcun modo essere, come dire, una giustificazione. E poi i genitori, ma che fanno sti genitori? Lasciano questi ragazzini imperversare nei quartieri senza un minimo di controllo, ma non sanno che le conseguenze poi ricadono sui genitori? E soprattutto i nostri anziani, ma che devono pensare? Ma che generazione sta venendo avanti? E cosa mettiamo in atto per evitare fatti di questo genere? Ecco, queste sono le domande che ci poniamo. Il comitato di quartiere fa di tutto per come dire, tenere unita una comunità, però se ci mandano delle persone non corrette è chiaro che poi succedono anche questi fatti. Anche perché, Rocelli, non è la prima volta che accadono questi atti vandalici ad opera di questi ragazzini minorenni. Sì, purtroppo 2 mesi fa è successo qui vicino in via Carrer e sono dovuti intervenire i vigili del fuoco per una notte intera, perché lì poi è stato bruciato un magazzino che serviva al CAF del nostro quartiere e quindi con un danno enorme anche, no? E con la paura perché il fuoco è arrivato fin sopra le abitazioni. Ecco, insomma, qui in quartiere Pertini non si può mai stare tranquilli per un motivo o per l'altro, tra le occupazioni abusive, tra questi minorenni che mettono in atto atti vandalici e mettono in pericolo gli anziani. Sì, è vero. Non stiamo mai tranquilli, con le occupazioni siamo riusciti a frenare, con i furti e le rapine le abbiamo eliminato, adesso succedono queste cose qua, quindi noi ci allarmiamo non poco. I genitori, insisto con questo fatto, i genitori che fanno? E noi siamo in grado di portare via i ragazzini una volta che non sono, come dire, seguiti dai genitori? Perché anche di questo si tratta. Lasciamo in mano a dei genitori dei ragazzini che poi fanno danni e non poco agli anziani, e non solo agli anziani, alle abitazioni e ai residenti, ecco. Ecco, avete sentito questo l'appello che arriva dal presidente del comitato Pertini, Giorgio Rocelli. Qui da Mestre è tutto, io restituisco la linea allo studio. Grazie molte a Ilaria Marchiori e al nostro tecnico Tommaso Migot. E adesso la terribile aggressione nella notte in una sala slot di Marostica a una donna di 43 anni, l'ex marito è entrato come una furia nel locale, l'ha coltellata più volte, evidentemente voleva anche sfregiarla. Questa donna poi è stata salvata da una persona, una donna che era all'interno di questa sala slot. Vediamo il servizio della nostra redazione di Bassano del Grappa. A
Coltellata al volto, alle braccia, al torace dall'ex marito che l'ha raggiunta sul posto di lavoro, solo l'intervento di un'altra donna, una cliente che si è messa in mezzo, l'ha salvata dalla furia dell'uomo poi arrestato per tentato omicidio. Un'altra donna dunque vittima di violenza in Veneto, un tentato femminicidio sventato per pochissimo, quello accaduto alla sala slot Admiral di Viale Montegrappa a Marostica. Lì un 45enne di Rosà, pregiudicato, si è presentato poco prima delle 23 e dopo aver estratto il coltello da cucina che aveva portato con sé, si è scagliato contro l'ex moglie, italiana anche lei, 43 anni, iniziando a colpirla. Fendenti all'altezza del busto, calci, pugni, coltellate a volto e braccia, tanto da spezzare la lama, la cui punta resta conficcata nel gomito della vittima. Lei grida, cerca aiuto, viene inseguita, raggiunta, l'uomo ricomincia a colpirla. È una donna, una cliente, a intervenire, la fa nascondere tra le slot machine, si mette in mezzo, chiama i carabinieri. I militari di Bassano individuano immediatamente al loro arrivo il 45enne sporco di sangue e lo arrestano. L'ex moglie, trasportata in gravi condizioni all'ospedale, è in prognosi riservata ma non in pericolo di vita. Il coltello, una lama di 14 centimetri, è stato recuperato in un successivo sopralluogo. Acquisite anche le immagini delle telecamere interne che hanno ripreso la brutale aggressione. Tentato omicidio aggravato, l'accusa a carico dell'uomo, non nuovo episodi di violenza di genere. Si trova ora rinchiuso in carcere a Vicenza mentre si susseguono le reazioni di indignazione per l'ennesimo gravissimo fatto di sangue con vittima una donna. Servizio di Lina Paronetto e adesso altri dettagli in un collegamento con il nostro Mirko Cavallin. A te Mirko. Buongiorno da Marostica, alle mie spalle il piazzale dell'Admiral, la sala VLT Slot che è stata teatro sabato sera della violenta aggressione da parte di un 45enne nei confronti dell'ex moglie 43enne. Subito sono arrivati i carabinieri sul posto, in seguito anche l'ambulanza. Abbiamo raccolto la testimonianza della titolare della vicina gelateria che abita proprio di fronte e ci ha raccontato che cosa ha visto. Avevamo chiuso, eravamo già andati su e mentre stavamo guardando la TV con la porta aperta ho sentito una voce di donna abbastanza alterata, alta, però non ci ho fatto molto caso. Poco dopo però ho sentito correre dei ragazzi e quindi ho guardato dalla finestra e questi ragazzi sono fermati davanti all'Admiral. Però poi più niente e poi mia figlia ha guardato dalla finestra poco dopo, ho visto le auto dei carabinieri, quindi siamo usciti in terrazza, abbiamo guardato e si era assemblato un po' di gente e più o meno abbiamo capito che una persona era stata aggredita, una donna, e poi sono arrivati i parenti della donna, ci è voluto un bel po' perché arrivassero i soccorsi, ecco questo sì l'abbiamo notato, e 3/4 d'ora. E poi niente, si è sembrata sempre più gente, penso ci fosse qui fuori anche la signora che ha aiutato la donna ferita perché stava raccontando di aver chiamato i soccorsi, però era molto tranquilla, nel senso si è seduta là e aspettava che uscissero i carabinieri, cioè noi non abbiamo capito che lei aveva avuto parte più attiva ancora in questa situazione. E poi è arrivata l'ambulanza, sono stati dentro un po', hanno portato fuori la donna e poco dopo la polizia, sì i carabinieri, non la polizia, hanno portato fuori anche l'aggressore e l'hanno portato via. Ho notato che negli anni le cose sono molto peggiorate perché comunque una volta la condizione della donna era peggiore, però avevamo una rete fra le persone, c'era meno indifferenza. Adesso siamo iperconnessi ma siamo tutti isole. Una volta quando ero ragazzina io, se qualcuno ti importunava avevi gli amici che venivano ad aiutarti. Adesso invece in queste situazioni le persone sono sole, non parlo solo delle donne, chiunque sia in difficoltà è sempre solo perché la gente magari preferisce tirare fuori il cellulare e riprendere invece di dare una mano. Quindi grandissima la signora che ha aiutato la ragazza, cioè veramente grandissima, e dobbiamo aiutare solo fra noi, questo magari che andrebbe tolta un po' di indifferenza e ci vorrebbe un po' più di collaborazione e anche un po' più di coraggio, forse più di umanità. Scossa l'intera comunità, i testimoni che hanno assistito direttamente o indirettamente a quanto accaduto, scosso ancora il sindaco di Marostica Matteo Mozzo.
È sicuramente un fatto che scuote non solo la città ma l'intero territorio. Purtroppo stiamo vivendo una situazione drammatica in generale, non è una questione di Marostica, non è una questione dell'area bassanese, però insomma i dati lo dicono, sono sempre in aumento le violenze sulle donne ed è una situazione inaccettabile. Per quanto noi cerchiamo tramite attività, sensibilizzazione di collaborare con tutti, in realtà la vera risposta deve arrivare dal mondo della giustizia. Le donne non devono aver paura di denunciare, ma devono essere tutelate. Non si può fare il momento di cordoglio quando succede il fatto e poi la macchina burocratica è lenta e non si arriva al giudizio in tempi veloci, ma con pene severe. Questo è il vero problema. Tutto il resto sono sicuro che si potrebbe risolvere se ci fosse su questo e anche su tanti altri casi la certezza della pena. Una donna aiutata da una donna in questo caso? Beh, penso che alla nostra concittadina sia da fare veramente un encomio per lo spirito civico, ma al di là di quello anche per proprio il coraggio di mettersi davanti quando tanti hanno avuto paura. Quindi io veramente non so che parole trovare per ringraziarla, ma spererei ci fossero più persone così al mondo. Grazie a Mirko Cavallin. Oggi in regia Renato Cappoia e Mattia Pizzaia. Adesso andiamo a Padova perché proprio per arginare questa violenza sono state istituite in tante città le zone rosse. Questa è l'ultima settimana della zona rossa a Padova. Andiamo da Francesco Rattai in diretta. A te Francesco. Buongiorno direttore, buongiorno ai nostri telespettatori. Sì, dicevi giustamente tu, questa è l'ultima settimana di zona rossa a Padova. Non si sa se verrà riconfermata, come è stato in stazione, dove è stata riconfermata per un periodo successivo, o verrà bloccata la sperimentazione. La scelta di istituire la zona rossa all'Arcella ha fatto discutere in questi mesi e molto. Sono state anche molte le iniziative di chi era contrario alla zona rossa, molti anche soprattutto tra i commercianti. Qui con me c'è Giorgio Bonomi che proprio su via Aspetti, la via centrale dell'Arcella, ha un negozio di dischi che oggi ha aperto con noi, per noi essendo lunedì, e lo ringraziamo. E molto si è discusso, sono state molte le iniziative, una anche ieri è stato un festival di strada, potremmo chiamarlo così, grazie al barbiere Ruvido che abbiamo imparato a conoscere in questi mesi, uno dei portavoci tra i negozianti. Ma chiediamo proprio a Bonomi, voi come commercianti che posizione avete preso nei confronti della zona rossa? Noi abbiamo avuto una posizione molto chiara fin dall'inizio, cioè di un provvedimento inutile, immotivato e dannoso per il quartiere, perché non ritenevamo che ci fosse bisogno di misure speciali per la sicurezza del quartiere, eravamo spaventati dal fatto che questo potesse mettere uno stigma al quartiere in un momento in cui si sta risollevando dopo anni abbastanza sicuramente difficili, e quindi siamo stati contrari fin dall'inizio. Abbiamo fatto anche una raccolta firme che poi sono state indirizzate al Presidente della Repubblica Mattarella, e anche le iniziative come quella di ieri sicuramente il segno nel quale sono quelle di far vedere che non c'è niente da temere a venire a festeggiare all'Arcella, a fare delle attività, a rendere il quartiere vivo. Quindi speriamo fortemente che questa zona rossa non venga confermata dalla settimana prossima. Ecco, come avete vissuto questi mesi? Come è andata? Questi mesi, sinceramente, se devo dire qualche differenza, praticamente quasi non percepibili, perché abbiamo visto magari più pattuglie, più controlli, ma ce n'erano già tantissimi, perché comunque tutto si può dire tranne che l'Arcella non sia un quartiere controllato dalle forze dell'ordine. Per il resto qualche cliente un po' preoccupato, un po' spaventato da questa questione della zona rossa è venuto qui, se ne è parlato molto, però secondo me in realtà dal punto di vista delle conseguenze è stato quasi ininfluente. Ecco, questo è il punto di vista dei commercianti che nel quartiere risiedono. Direttore, non so se ci sono domande, se no ti restituirei la linea.
Grazie molte a Francesco Rattai e a Cristian Roque Allende. Come diceva il nostro collega, non tutti sono stati d'accordo con l'istituzione delle zone rosse. Per esempio, vediamo un servizio che avevamo realizzato quando molte persone avevano manifestato, erano 300, contro la zona rossa dell'Arcella. Vediamo. Una festa proprio sul cavalcavia Borgomagno. 300 persone si sono ritrovate domenica sera in uno dei luoghi simbolo del quartiere per dire no alla zona rossa, con una cena all'insegna di una cucina inclusiva con piatti internazionali. Con loro c'era anche il sindaco Sergio Giordani, il vice sindaco Andrea Michalizzi, a rappresentare la voce dell'amministrazione che non ha mai fatto mistero di essere contraria al provvedimento assunto dalla prefettura ed entrato in vigore il 19 maggio. C'erano anche la consigliera regionale Vanessa Camani e vari rappresentanti della società civile. Un messaggio di coesione, quello lanciato dall'amministrazione comunale presente, che ha ribadito come l'impegno per il quartiere debba essere all'insegna di azioni concrete. Servizio di Chiara Gaiani. Noi continuiamo a ripetere da tempo che va benissimo istituire le zone rosse nei centri cittadini, ma che si stanno lasciando sguarnite le periferie. I ladri sono scatenati, lo ripetiamo da mesi. Lo Stato sta facendo poco o nulla per fermare questo assedio quotidiano. È un flagello vero e proprio, con bande di predoni che entrano nelle case dei veneti in tutte le province. Andiamo a Carbonera perché c'è stata una raffica di furti nel Trevigiano, in questo caso addirittura una delle persone che erano in presenza quando sono entrati i ladri è stata colta da malore. Sentiamo subito Christian Arboit. Ennesimo raid dei ladri, ennesima serata concitata nella Marca trevigiana. In questo caso ci troviamo in via Callegari a Vascon di Carbonera. Nel mirino questa abitazione. Ieri sera i ladri sono entrati verso le 9 con la proprietaria che era all'interno dell'abitazione, stava guardando la televisione, la partita tra Alcaraz e Sinner. Qui con me c'è la signora Graziella, che saluto e ringrazio. Non la riprendiamo in volto, signora Graziella, sì. Questa è la sua volontà. Cosa è successo? Possiamo ritornare sulla serata di ieri? Sì, io stavo guardando la televisione, a un certo punto ho sentito un rumore, sono scesa e ho guardato prima nel retro, dopo sono venuta nel davanti e ho visto uno su per le scale. Quando l'ho visto andare su per le scale le ho detto: dove vai? Lui si è girato di colpo, a quel punto io sono scappata e ho urlato: i ladri. Quindi lei ha sentito i rumori, sì. È uscita dalla porta che si trova lì sostanzialmente, sì. E si è trovata di fronte a un energumeno, mi diceva. Un energumeno, sì, era robusto, ma non l'ho visto in faccia perché aveva il cappuccio. Quindi erano travisati? Sì. E il secondo poi quando l'ha visto? Il secondo non l'ho visto perché sono scappata. E lei però ha urlato? Io ho urlato, sono uscita, sono andata verso la strada perché ero sola. Quindi lei ha trovato la forza e il coraggio di urlare e anche di avvisare i vicini di casa che sono arrivati? Sono usciti i vicini di casa e uno ha chiamato subito i carabinieri e su affari di 20 minuti sono arrivati, insomma. Lei signora quanti anni ha? 85. Non ha avuto paura, no. Ha avuto sicuramente prontezza di riflesso. Volevo tirare un vaso di fiori, ma dopo a un certo punto, quando si è girato, mi sono presa un po' di panico e sono scappata. Quindi lei ha tentato anche di... Sì, reagire, sì. Non è la prima volta che le capita? No, è la seconda volta. In pochi anni? 10 anni. Quindi lei ieri sera, quando ha sentito i rumori, ha capito subito che c'era qualcosa che non andava. Sì, perché era un rumore strano. Forse stavano sforzando la porta. Ecco, qui con noi c'è anche il figlio della signora Graziella, Giovanni Zanatta. Voi siete arrivati poco dopo sostanzialmente l'allarme. Noi siamo stati avvisati dalla mamma che appunto c'erano i ladri, era piuttosto agitata, erano nelle vicinanze qui. E sono venuto a casa e praticamente ho trovato la sorpresa. Praticamente avevano già fatto l'effrazione nella porta principale, poi sono entrati nelle due camere e hanno
Hanno visto tutto? Sottosopra, diciamo, tutta quanta la biancheria e tutto quanto, e hanno preso degli ori e dei gioielli in pratica. Quindi degli orologi, ricordi di una vita, c'è un valore attribuibile? Il valore attribuibile è sui 3.000-4.000 euro, insomma, tra orologi e vari braccialetti e altre cose nostre. Ecco, lei tra l'altro è arrivato con sua moglie dall'ansia, dalla preoccupazione è stata male, tanto che è arrivata l'ambulanza. Sì, abbiamo dovuto chiamare il 118 perché appunto la moglie ha avuto un attacco di panico, vista la situazione che si è trovata, praticamente mancava il respiro, e quindi abbiamo chiamato subito il 118 per un intervento, e sono arrivati velocemente e l'abbiamo portata, diciamo, al pronto soccorso per degli accertamenti, che fortunatamente è tutto a posto, era dovuto appunto a un atto di panico. Ed è ancora scossa, immagino. È ancora sì, anche perché ormai non ci si sente più sicuri in queste zone, cioè non dico tutelati dalle forze, perché le forze dell'ordine, per quanto poco, tentano sempre di tamponare, però a questi ladri non danno delle punizioni esemplari, cioè bisognerebbe avere più forza, dare cioè, metterli in riga, altrimenti quelle situazioni hanno sempre la vinta loro, e quindi... Certo, e il copione quindi si ripete. Grazie davvero signor Giovanni. Ieri sera in casa con la signora Graziella c'era Fiocco ieri sera era molto tranquillo. Sì, era molto tranquillo, anche lui percepiva, diciamo, questa illusione in pratica, e quindi ha provato anche diciamo, ad abbaiare, a avvisare, diciamo, il vicinato in pratica, quindi ha fatto il suo anche Sì. Fiocco. Senta signora Graziella, chiudo con lei. All'indomani di quello che le è successo, che cosa resta? Più rabbia, più rassegnazione, più preoccupazione? Mi rabbia, tanta rabbia, perché ormai non possiamo più su questa vita qua che mi fa sempre terrorizzare, sempre non si può muoversi fuori dalla porta, che viene sempre a sorpresa da Dio. Grazie signora. Grazie a voi. Grazie davvero. Grazie a voi. Grazie anche signora. Grazie a voi. Grazie. Cristian Arboit con Nicoletta Rizzetto. Adesso torniamo in diretta sull'altopiano a Lusiana Conco, perché pare sia stato identificato il pirata della strada che ha travolto e ucciso un tredicenne. In diretta Vanessa Banzato. A te Vanessa. Sì, direttore, rieccoci qua a Tortima, perché sono con il papà di Stefano Moreno Angonese. Ha ricevuto pochissimi minuti fa una telefonata e pare proprio che sia stato identificato. Sembra che siano nelle buone tracce, e sono quasi abbastanza sicuri di averlo un po' individuato. Certo. Nelle buone tracce. Non sono ancora certi, però 90% sicuri, 90%. Sì. Senta, cosa sta provando lei in questo momento? Dolore immenso. Ecco, caro che questa persona paghi per quello che ha commesso, e che paghi la pena più possibile a norma di legge. Per quello che ha fatto. Ha rovinato una famiglia. Il suo ragazzino stava andando a fare festa con gli amici? Sì, andavano a fare festa con 3 amici, andavano su a Rubi, alla festa del Sedano, divertirsi assieme, e invece qua ha trovato la morte. Dovevano partire e ha trovato la morte qui. Certo. Come si sente adesso che pare proprio sia stato identificata questa persona? Dopo questo terribile notizia del figlio, sono un po' felice che lo hanno individuato, che non passasse impunito. Certo. Doveva essere punito per quello che ha commesso, per quello che ha fatto. È un po' di felicità dopo quello. Sì. Perché mi manca tanto mio figlio, purtroppo non posso più averlo indietro, però sono contento che il 90% lo hanno trovato per punirlo.
Certo, non si sa ancora, insomma, direttore, esattamente, non si è ancora delineata la persona esattamente, almeno noi non abbiamo ancora le generalità di questa persona, però già il fatto che siamo sull'ottima strada per riuscire a capire chi ha travolto e ucciso questo ragazzino senza fermarsi a prestare soccorso è già una gran cosa. Da Tortima è tutto, direttore. Vanessa Banzato, un abbraccio anche al padre della giovanissima vittima, questo 13enne falciato da un pirata. Avevamo detto poco fa che avrebbe avuto le ore contate e così sembra sia stato. Allora grazie a Vanessa Banzato e Alessandro Costacurta per la parte tecnica. Adesso apriamo una parentesi tra tutta questa cronaca nera, andiamo a Vicenza, a Monteberico, è in corso la festa della Madonna di Monteberico e ci sono moltissimi pellegrini al santuario. Andiamo in diretta da Luisa Bertini. A te, Luisa. Sì, direttore, buongiorno a te, buongiorno ai nostri telespettatori. Siamo proprio al santuario della Madonna di Monteberico, dove si è appena conclusa la celebrazione solenne, la messa solenne delle ore 11, presieduta dal vescovo Brugnotto. Un 8 settembre, festa della Madonna di Monteberico, che proprio quest'anno assume una connotazione particolare perché funge un po' da preludio a quelle che saranno le celebrazioni del 2026 che sono state appunto annunciate dal vescovo, perché ricorrerà il 6° centenario delle apparizioni mariane sul colle di Monteberico, quindi diciamo tutta la città si prepara. Già da stanotte qui sono arrivati tanti pellegrini, chi in bicicletta, chi a piedi, come è tradizione ormai consolidata qui a Vicenza, ma proprio in occasione del messaggio che ha voluto lanciare il vescovo io sentirei insieme a voi appunto l'intervista che abbiamo raccolto prima al Monsignor Brugnotto. È una festa che ci annuncia la continuità di un anno giubilare che noi stiamo vivendo con l'anno santo, ma che qui avrà appunto un suo prolungamento con il 6° centenario dalle prime apparizioni che sono avvenute su questo monte. Quindi è un po' un momento di gioia, anche di preparazione per tutto ciò che vorremmo offrire nell'accoglienza dei pellegrini l'anno prossimo. E tra l'altro l'anno centenario inizierà a febbraio e si concluderà poi l'anno successivo, quindi si tratta di molte iniziative spirituali innanzitutto in questo santuario e poi anche di altra natura per la collaborazione che abbiamo con il Comune, la provincia e la Regione. Oggi la consueta folla di pellegrini, lei lancerà un messaggio, qual è il messaggio di questa? Il messaggio che darò oggi è legato alla figura, l'immagine di Maria qui a Monteberico, perché è rappresentata come la Madonna della Misericordia e questa misericordia si esprime come la possibilità e la capacità che ha Maria di intercedere per i suoi figli. È un po' un invito alla concretezza, possiamo dire. Alla concretezza, perché sono molte le situazioni di sofferenza e di travaglio personali, qui giungono davvero tante persone che sono colpite da difficoltà, anche da malattie, ma sono anche travagli che attraversano l'umanità in questo tempo molto molto difficile, per cui a continuare ad affidarsi a lei, come abbiamo fatto nel pellegrinaggio di ieri sera, per invocare davvero un dono di fraternità tra tutti i popoli. E come dicevamo, migliaia sono stati i pellegrini che già da stanotte sono arrivati al santuario che è rimasto aperto per tutta la notte. Tante le celebrazioni che si sono svolte, l'ultima delle quali, cioè il clou della giornata, quella la messa delle ore 11 a cui abbiamo assistito e vi abbiamo fatto sentire il commento del vescovo. Come dicevo, tanti pellegrini, chi arrivato a piedi percorrendo i classici 200 scalini, che è un po' la via della devozione qui a Vicenza, chi è arrivato in bicicletta, tante le testimonianze che abbiamo raccolto e ve le facciamo sentire, poi la linea può tornare allo studio. E sono con un gruppo che viene dalla Terra Santa, adesso stanno un po' girando qui. Lo
spirito, io credo che lo si può esprimere meglio pensando. Quando tu ami una persona, che cosa provi dentro? Questo è lo spirito. Più ami, più senti, più desideri la vicinanza e l'incontro. Non so con quale spirito essere qui e cosa chiedere alla Madonna. La grazia che mi aiuti a stare bene perché ne ho bisogno, che ho avuto problemi di salute. Oggi è una giornata speciale. Certo, molto speciale, sì, per noi qua di Vicenza è molto speciale. Il valore è sia spirituale, però anche di ricreativo, di socialità. È un evento che va sempre tenuto in piedi, secondo me. Facciamo questa camminata, è bellissimo. Da dove viene? Da Fimò. A piedi? A piedi, sì. È partito quando? Stamattina alle 8. Tantissima gente, anche perché abbiamo cominciato ieri sera dopo la processione del Vescovo, quindi la basilica è stata aperta tutta la notte, c'è sempre stata gente, alle 2, 2 e mezza, 3 arrivavano persone in auto e venivano in chiesa, ragazzi che erano fermi sulla piazza ad ascoltare la musica che venivano in chiesa, e poi dalle 5 in poi tutte le messe sono strapiene di persone. Io sono venuta anche ieri sera perché la chiesa era aperta tutta la notte, allora ieri sera siamo venuti. È stato molto bello perché c'era un silenzio, un'atmosfera veramente molto molto bella. L'ho vissuta veramente, me la sono proprio sentita. E stamattina siamo partite, abbiamo fatto il nostro pellegrinaggio, diciamo. Non è un voto, però è quasi, come si può dire, un momento che speriamo sempre che la Madonna ci aiuti, insomma, ecco. Chiediamo sempre una grazia per la famiglia, per i figli e anche per la situazione che stiamo vivendo, insomma, ecco. Torniamo alla cronaca, la morte di un ragazzo che viveva di stenti in un giardino pubblico di Treviso, che giocava con degli amici a pallone. Per recuperare la palla che è caduta nel Sile si era buttato in acqua e purtroppo annegato. Ci si è chiesti anche perché non sia stato possibile salvarlo e anche ci si interroga sulla vita di questi invisibili che vivono di espedienti, dormono nei parcheggi e faticano a trovare lavoro e stabilità. La comunità Sant'Egidio, che il martedì e il venerdì si muove per le strade della città per aiutare i senza tetto con cibo e coperte, aveva incontrato Cheyenne proprio qualche giorno fa alla festa sociale. È uno dei ragazzi che noi incontravamo regolarmente negli ultimi mesi per dargli appunto cibo, coperte, anche informazioni, consigli. E proprio appunto l'abbiamo visto anche martedì scorso e siamo rimasti veramente scioccati di quello che è accaduto a due passi poi tra l'altro da San Martino, dove noi siamo presenti. Un ragazzo che aveva molte preoccupazioni, dal lavoro ai documenti, all'alloggio, e che aveva sviluppato difficoltà psicologiche. Contrariamente a quanto normalmente la gente pensa, diciamo sono i ragazzi che manifestano questi problemi psichici possono essere partiti con quei problemi, ma tanti li vengono durante il viaggio, perché sono viaggi degli inferni e quindi una persona anche che non ha problemi poi invece li manifesta. Una situazione kafkiana che costringe questi giovani invisibili ad affrontare realtà spesso più complesse di quelle che hanno lasciato, ma sulle quali è necessario intervenire. È un lavoro che andrebbe fatto a livello innanzitutto nazionale, ma anche localmente, trovando modalità di accoglienza differenti. Ecco. C'è una categoria, non era questo il caso, di ragazzi profughi che lavorano, alcuni hanno anche un lavoro a tempo indeterminato, ma non riescono a trovare una casa in affitto, non c'è nessuno che affitta loro casa. E anche la politica dovrà intervenire, ma prima di tutto dovrà farlo la comunità, imparando a riconoscere questi giovani come figli. È una tragedia e si accumulano sempre di più queste tragedie di giovani ragazzi che sono disperati, e sono disperati perché dobbiamo vederli, imparare a vederli come dei nostri figli, come dei nostri nipoti, perché comunque hanno dei sentimenti e soffrono e vivono una disperata solitudine, con la differenza che
anche rispetto ai nostri ragazzi non sono supportati. La disperazione porta a fare dei gesti che non sono naturali, non voglio dire normali, ma appunto non sono naturali. Credo che dobbiamo investire del tempo, delle risorse, soprattutto dell'impegno, sia come comunità sia come politica. E molte di queste persone che non hanno un lavoro, non hanno un tetto sotto cui ripararsi, spesso finiscono nelle mani della criminalità e molti sono gli stranieri che fanno parte di bande di ladri che continuano, come avete visto, a colpire. Ci sono stati furti anche a Monastier, dove un ladro cercava di rubare all'interno delle auto parcheggiate. Durante la notte praticamente è suonato l'allarme di casa, mi sono svegliato e controllando le telecamere ho visto che avevo una persona dentro in giardino che stava aprendo le macchine. Erano circa le 4 del mattino quando l'allarme azionato dalle videocamere di sorveglianza ha svegliato Nicola e la moglie in via Donatori a Monastier. Nemmeno il tempo di capire cosa fosse successo che il ladro già era fuggito in sella ad una bicicletta. Subito allertati i carabinieri di zona a cui sono stati dati i filmati. E ho visto poi dalle riprese delle telecamere che è arrivato in bicicletta, ha scavalcato il muretto di casa, è entrato, ha aperto le macchine, ha guardato dentro le macchine, poi ha passato casa per casa, ha fatto tutta la via qua. Tutta la via, sicuramente le case, tutte le case che ci sono di qua, la via dietro dall'altra parte, ha fatto, insomma, è passato in parecchie abitazioni private soprattutto. L'unica magra consolazione è che la persona è stata ben inquadrata dalle telecamere e il proprietario lo ha addirittura visto in viso. Lui mi ha visto, io l'ho visto in faccia, a parte che dalle telecamere è stato ripreso molto bene in faccia, con una qualità nitida, quindi si vede molto bene. Non solo io, perché anche altri hanno le telecamere, l'hanno ripreso bene in faccia. Non lo conosco, però io confido appunto nelle forze dell'ordine, ecco. Il malvivente sarebbe partito a frugare nelle vetture parcheggiate da via Enrico Mattei per poi passare in via del Donatore e finire in via Antonio Calvani, dove poi avrebbe fatto perdere le sue tracce. Ma anche se in questo caso non c'è stato bottino, è la percezione di sicurezza che viene meno. Sicuramente uno che ti viene dentro il giardino di casa, capiamoci che non ti senti sicuro. Qualsiasi ora del giorno io dentro casa mia devo poter stare tranquillo, punto. C'è stato un furto anche a Campagne di Breda, una zona già presa di mira dai malviventi svariate volte. In questo caso i proprietari erano fuori a cena e nella cagnolina di casa, nei vicini, hanno potuto sventare il furto in oro e denaro. Sono entrati dal portoncino della lavanderia esterna, sono saliti su per le scale, praticamente hanno aperto tutti i soliti cassettoni, armadi, tutto a terra, un disastro, le camere. Abbiamo fatto un po' il conteggio, poi si è accorta, insomma, gli ultimi ori, perché è la terza volta, adesso mettiamo un cartello, non ci sono più ori. Qualche soldo. Erano a cena a Pieve di Soligo, Maurizio e Graziella, quando sono stati chiamati dai vicini che hanno sentito la cagnolina abbaiare forte, ma tutto è stato talmente veloce che la coppia è addirittura arrivata poco dopo i carabinieri. Poi il vicino ieri sera ci ha chiamato, ha sentito il cane abbaiare, ha detto probabilmente ai ladri perché la cagnetta era fuori, era chiusa dentro in casa, quindi non poteva essere fuori da sola. Avevate telecamere di sorveglianza? Non abbiamo la telecamera di sorveglianza. Ho l'allarme, non l'avevo inserito, che comunque il cane è meglio dell'allarme perché il cane abbaia ancora prima. Comunque secondo me è stata una cosa di 2-3 minuti, non di più. Una zona comunque già presa di mira parecchie volte in passato, quella di via Bovon, fatta di villette facilmente violabili. I malviventi cercano solo oro e denaro. Il problema è che non vengano di notte quando stai dormendo come la prima volta 15 anni fa. E quindi
È successo che sono andato a letto all'1, alle 3 scendo per bere, la casa era già devastata. Ma c'è di più, proprio di fronte al signor Maurizio abita un anziano preso di mira molte volte. Quella casa là sono già andati minimo 3-4 volte, c'è una persona anziana, avrà 80 anni insomma, ma di pomeriggio loro guardano sicuramente, è andato a fare la spesa, è tornato e gli ha devastato la casa. Ormai non c'è più niente da portare via. Una turista è caduta da un sentiero del Monte della Madonna per una decina di metri rimanendo ferita. Si tratta di una 67enne inglese salvata dalla prontezza del marito. Domenica di svago immersa nella natura si è trasformata in disavventura per una turista inglese. La donna di 67 anni è scivolata ieri per una decina di metri sul sentiero numero 17 del Monte della Madonna tra Teolo e Rovolon. L'incidente è avvenuto attorno alle 14:10. Fortunatamente con lei c'era il marito che, seppur scosso dall'accaduto, ha avuto la prontezza di chiamare la centrale del 118 che ha subito attivato il soccorso alpino di Padova. Anche se le indicazioni erano frammentarie, la squadra dei soccorritori è riuscita ad individuarla. La donna, durante l'impatto, è rimasta ferita, riportando un trauma al braccio e uno al volto. La 67enne è stata prima stabilizzata, poi sollevata per contrappeso sul sentiero e trasportata per 1,5 chilometri in direzione Rovolon, dove ad attenderla c'era un'ambulanza che l'ha accompagnata all'ospedale di Abano. Servizio di Marta Zatta, adesso vediamo l'autopsia sul corpo di Valentina Salmistraro, la 46enne morta lo scorso 29 agosto all'ospedale di Pordenone. Ha evidenziato l'autopsia una trombosi provocata da una puntura lombare. La donna sarebbe rimasta senza assistenza per circa 2 ore. Oggi un fianto in stracca, perché ieri sera mi sono fatto dare una pastiglia per dormire e si vede che lei era un fianto in massa forte, è solo un fiato di stanchezza. Però ben dai, a parte questo. Sono queste le ultime parole via audio mandate da Valentina Salmistraro, la donna di 46 anni di Azzano Decimo, deceduta all'interno dell'ospedale di Pordenone lo scorso 29 agosto. Secondo il racconto del marito, Ganni Mohamed, intervistato nei giorni scorsi dalla nostra emittente, Valentina si sarebbe alzata dal letto nel reparto di neurologia per andare in bagno. Qui sarebbe caduta battendo la testa sul water e sarebbe rimasta a terra per circa 2 ore senza ricevere soccorso. Quando il personale sanitario è intervenuto, per lei non c'era ormai più nulla da fare. È stata eseguita l'autopsia dal medico legale Antonello Cirnelli insieme al neurologo Antonio Baldi. Sì, buongiorno, niente, l'autopsia è appena terminata e praticamente a seguito di un accertamento di una patologia di cui appunto soffriva la signora Ignara, perché ovviamente è stato fatto un accertamento medico per questo, e in questo caso con una puntura lombare si è verificata una trombosi che ovviamente è stata indicata così con il nominativo di trasverso seno-sagittale. Ora chiaramente attenderemo gli esiti della perizia per verificare se vi sia stato o meno una profilassi, anche una possibilità di prevenire questa purtroppo problematica che è emersa. L'autopsia ha accertato la causa della morte, ovviamente poi tutte le conseguenze relative alla caduta effettivamente così sembra che sia, perché ci sono delle indagini in corso che appunto a seguito dell'evento caduta vi sia stato appunto il decesso e che sia rimasta comunque a terra per almeno 2 ore. Questo è quello che a noi è a conoscenza. Da quanto emerso e dal racconto dello stesso avvocato difensore del marito, la morte di Valentina Salmistraro infatti sarebbe riconducibile a una trombosi verificatasi in seguito a una puntura lombare, confermato anche che la donna sarebbe rimasta 2 ore senza ricevere assistenza. 5 gli operatori sanitari indagati che hanno ricevuto l'avviso di garanzia, un 23enne originario di Barletta, una 52enne di Udine residente a Fossalta di Piave, una 46enne di Azzano Decimo, una 52enne di Cordenonse e una 47enne di Casier. Le indagini dopo questa svolta nell'autopsia entreranno ora ancora di più nel vivo.
Prima di andare in pubblicità, ancora un incidente lungo la strada che porta ai Lidi. Siamo nel Padovano, un 60enne a bordo di uno scooter ha riportato gravi ferite dopo essere stato investito da una macchina. Incidente nel pomeriggio di domenica a Codevigo, scontro tra un'auto e uno scooter in via Argine Sinistro. Il Centauro, un 60enne del Vicentino, a causa delle ferite riportate, è stato soccorso con l'elisoccorso in codice rosso al pronto soccorso dell'azienda ospedaliera di Padova. Dai primi accertamenti l'uomo, nonostante le gravi ferite, non è in pericolo di vita. Con lui, a bordo del ciclomotore, una donna rimasta ferita in modo non grave. Per accertare la dinamica dell'incidente, sul posto anche i carabinieri. Un'auto che girava sulla via principale ha colpito lo scooter con in sella la coppia mentre era in transito. Lo scooter si è quindi scontrato violentemente con l'auto, catapultando sull'asfalto il 60enne e la donna. Illesi i 2 occupanti dell'automobile. Forti le ripercussioni sul traffico per parte del pomeriggio. Nello stesso tratto di strada, a luglio, aveva perso la vita il 62enne Rosario Boscolo contadin. Anche lui era in sella a uno scooter. Servizio di Francesco Rattai, andiamo in pubblicità, state con noi e torniamo subito. Di nuovo in diretta con Focus TG, vediamo la politica in vista delle regionali, ancora indecisione all'interno del centrodestra sul candidato presidente dopo l'era di Luca Zaia. Ieri Matteo Salvini ha detto in maniera molto chiara che il suo candidato preferito è il suo delfino Alberto Stefani, parlamentare della Lega, segretario regionale del Carroccio, è stato sindaco di Borgorico, quindi su questo Salvini ha detto la sua, e aveva detto la sua il vice premier e ministro delle infrastrutture anche alla Mostra del Cinema dove aveva partecipato alla presentazione di un film di Christian Ghedina, un grande campione dello sci. Sentiamo cosa aveva detto ai colleghi della Nuova Venezia. Quanto giorni la vediamo entusiasta? Non capita tutti i giorni a tutti i ministri di organizzare eventi che rimangono nella storia, anche perché quando siamo arrivati 2 anni e mezzo fa c'erano tanti cantieri fermi, alcuni in ritardo, alcuni neanche cominciati. Non sto a raccontare che cosa abbiamo trovato. Oggi, a settembre 2025, sono contento perché siamo in tabella di marcia, anzi in alcuni casi siamo perfino in anticipo. Quindi ci saranno 2 milioni di persone che da tutto il mondo arriveranno in Italia, a farli trovare a loro agio, comodi, sicuri, veloci, portarli sulle piste e spostarli. Da Ministro dei Trasporti per me è un obiettivo importante. Anche l'obiettivo del ponte sullo stretto è in discesa, come quelle che fa Ghedina. Ma stavo pensando al prossimo docufilm, quando la Corte dei Conti imbollina il progetto, è sul ponte sullo stretto, che anche quello è abbastanza ambizioso. Però non... Sugli extra budget per le Olimpiadi, se ci sono il portafoglio ce l'ha il collega amico Giorgetti, quindi non commento ciò che non dipende da me. Sono sicuramente di più i soldi che rimarranno in Italia rispetto a quelli che usciranno per organizzare l'evento, quindi questo è poco ma è sicuro. Sempre parlando di sport, rimanendo nel confine sportivo, giusto che si giochi Italia-Israele? Sì, l'ho già detto, lo sport deve avvicinare, lo sport non deve espellere, allontanare, isolare, anzi l'auspicio sarebbe che ci fossero tutti gli atleti con tutte le bandiere, con i conflitti finiti. 150 giorni sono sufficienti, speriamo che la diplomazia riesca in questi 150 giorni laddove non è riuscita nei 3 anni precedenti, quindi spero di sì, perché vedere anche atleti senza bandiere o senza simboli non è completo. Tornando a Cortina, lei dice portare atleti e pubblico, naturalmente è un orgoglio per lei come ministro, c'è il problema di queste frane. Delle frane continue. Ci sta lavorando ANAS, ne ho parlato ancora ieri con l'amministratore delegato di ANAS, su 2 fronti. Uno, l'intervento a breve termine, perché ovviamente
febbraio è dietro l'angolo. 2, una soluzione a lungo termine per evitare di inseguire la contingenza. Quindi ANAS ha la situazione in mano, coi sindaci del territorio. L'ipotesi a lungo termine si avvicina di più alla galleria Paramassi di cui si era parlato? L'ipotesi a lungo termine non può essere inseguire l'emergenza e la contingenza, quindi questo sì, però ripeto, noi abbiamo il dovere a febbraio-marzo di far arrivare tutti quelli che ci devono arrivare. Da aprile 26 dare alle comunità una prospettiva definitiva di messa in sicurezza, come abbiamo fatto anche con le varianti, con le gallerie che in Cadore cambiano la vita in meglio a quelle comunità. Quindi i soldi si troveranno per la soluzione strutturale? Se ci sono progetti che stanno in piedi, i soldi alla fine si trovano. L'ho visto sul ponte, mi dicevano non troverai mai i soldi, se c'è un progetto serio i soldi si trovano e valgono sicuramente di più rispetto a quello che poi ti torna sul territorio. Il ministro ieri, il presidente della Caseria, si è detto preoccupato per la questione San Siro, merito anche agli europei del 2030. Allora, questa era l'intervista dei colleghi di vari giornali della Nuova Venezia da cui abbiamo tratto questo video. Adesso vediamo la festa democratica del Partito Democratico a Fiera, a Treviso, dove ci sono stati vari ospiti, Andrea Martella, Stefano Bonaccini, e oggi sarà la volta di Elly Schlein, la segretaria del PD. Entra nel vivo la festa democratica trevigiana con i big nazionali che arriveranno a dare manforte alla candidatura di Giovanni Manildo. Per ora l'unico sfidante seduto al tavolo delle regionali, un banchetto al quale potrebbe aggiungersi Alberto Stefani, a cui è arrivata anche da parte di Salvini l'investitura ufficiale da Oppeano. Ma a sinistra c'è l'orgoglio di essere uniti come mai dopo 20 anni, come ha detto la leader Elly Schlein, che sarà lunedì a Fiera. È paradossale invece che il centrodestra non abbia né fissato la data delle elezioni ancora, cosa veramente grave, né abbia individuato una propria candidatura, come se il Veneto fosse un bottino da spartire. Invece i veneti hanno bisogno di parlare di contenuti, di lavoro, di giovani e sanità. Non possiamo che mettere al centro della nostra agenda politica le future generazioni, sia da un punto di vista educativo, sia da un punto di vista delle prospettive. Il Veneto è una regione dalla quale ancora molti giovani se ne vanno, se ne sono andati 7.000 nel 2024, solo per dare un numero. Trattenere la forza lavoro, ma offrire una soluzione abitativa è un'altra delle priorità. Ho sentito la Presidente Meloni al meeting di Rimini lanciare il piano casa a livello nazionale. Noi ne parliamo da anni, il governo governa da 3 anni e ancora non ha fatto nulla. E sullo stesso tema torna il consigliere Marco Zabai, anche in riferimento al giovane pakistano deceduto nel Sile. Noi abbiamo un problema drammatico che è quello della casa, che non riguarda naturalmente soltanto purtroppo le persone più in difficoltà, ma ormai riguarda la stragrande maggioranza delle persone che non può più accedere a un mercato che, come vediamo, è inaccessibile. Perché io credo che una grande politica dovrebbe affrontare questo problema, perché se queste persone potessero avere una sistemazione adeguata, legittima, perché la casa è un diritto, ricordiamolo, penso che già questo potrebbe essere un gran risultato. E poi continuare nell'ottica dell'accoglienza diffusa e superare il modello dei grandi centri, che è un modello esclusivo che crea più disagi che altro. Un solo obiettivo per il PD a 3 mesi dalle elezioni regionali, anche con i passaggi di Bonaccini, Schlein e Bersani. Tutta la politica nazionale e regionale passerà da questa festa, passerà da Treviso, segno anche della centralità che sta acquisendo la città nella politica regionale, con la candidatura di Giovanni Manildo a governatore. Giovedì passerà anche l'ex ministro Andrea Orlando, quindi si parlerà di economia, di lavoro, di attività produttive. Insomma, il Partito Democratico fa questa festa per stare in comunità, ma anche per parlare con i cittadini di politica e di politiche. Così Stefano Pelloni. Alla festa del PD sono comparsi anche il sindaco Mario Conte e il capogruppo di Fratelli d'Italia Guido Bertolazzi. Fabio Crea ha chiesto il motivo di questa presenza.
Il sindaco leghista Mario Conte e il capogruppo di Fratelli d'Italia Guido Bertolazzi alla festa democratica del PD a Prato della Fiera. L'inaspettata presenza non solo sorprende, ma fa anche discutere nel caso di Fabio Crea, esponente meloniano quasi mai allineato, che in diretta a prima edizione, ospite insieme al Dem Claudio Beltramello, manifesta il suo disappunto. Mi è parso strano vedere la fotografia e i selfie del sindaco e del nostro capogruppo in una festa del partito, che capirei in un momento diverso, non certamente sotto elezioni, che mi sarebbe piaciuto capire quale fosse il messaggio politico di quella presenza, che per quanto a mia conoscenza dal punto di vista del Partito di Fratelli d'Italia non era né conosciuta e quindi tantomeno condivisa. Non capisco il messaggio politico, soprattutto in questo momento, che per quanto io sappia non era conosciuto all'interno del partito, quindi tantomeno condiviso. Ho visto un selfie, ormai la politica si fa soprattutto di selfie. In consiglio ci si fa la guerra, aggiunge Crea, poi però si scattano selfie e si mangia insieme. Se davvero Conte era lì per un altro evento, da parte del PD, conclude, è stata una bella furbata averlo tirato dentro e aver immortalato la sua comparsata. Pronta la replica dei diretti interessati. Forse dovremmo riflettere sul messaggio politico delle continue esternazioni di Fabio Crea nei confronti, tra l'altro, di esponenti di Fratelli d'Italia, della maggioranza stessa. Per quanto riguarda la nostra presenza a Prato della Fiera, mi preme ricordare che proprio quella sera c'era la manifestazione, il concerto di Trevi Blues, che si svolgeva proprio lì dove c'era la festa del Partito Democratico. Io peraltro sono il sindaco di tutti e quindi non vedo assolutamente niente di male se mi fermo a salutare, a scambiare due chiacchiere, a farci due risate. A dire il vero ho anche assaggiato la trippa e devo dire che era molto buona alla festa del Partito Democratico. Una cosa un po' esagerata, non c'è nessun motivo politico, è stato un caso fortuito e ci siamo salutati in maniera molto civile, molto simpatica. Come usiamo anche in consiglio comunale, dove io personalmente non faccio guerre, semmai faccio confronti. Non c'è nessun scopo politico né nessun chissà che sottofondo. E alle regionali guardano anche ovviamente le categorie economiche e sono state fatte delle ricerche di mercato per capire quali sono le priorità, che cosa si aspettano gli imprenditori dalla politica, non soltanto quella nazionale. Vediamo i risultati di una inchiesta elaborata da Confartigianato. Sanità pubblica la priorità per tutte le fasce d'età, la preoccupazione maggiore invece il carico fiscale, la difficoltà nel trovare personale e il clima. Tra i giovani poi serpeggia anche un po' di sfiducia nel futuro. Per un giovane artigiano su due la situazione economica italiana è in peggioramento. Questa è la fotografia amara scattata da Confartigianato Imprese Veneto, che ha tratteggiato il sentiment degli artigiani veneti in un percorso di ricerca curato dal professor Paolo Feltrin. 600 questionari compilati da piccoli imprenditori. Ecco cosa è emerso. Attraversa tutte le età e pone la sanità come necessità primaria a livello regionale, ma subito dopo abbiamo quello che invece sono le tasse, sono la burocrazia, sono tutti quelli balzelli che rendono difficile, soprattutto nei nostri tempi, la vita da imprenditore artigiano. Dalle risposte emerge anche il ruolo della politica. Europa e governo centrale sembrano distanti, gli occhi degli artigiani veneti invece sono tutti puntati sulla regione. Abbiamo visto anche con le votazioni dell'8 e il 9 giugno dove circa il 69% degli intervistati non è andato a votare. C'è una disaffezione sui partiti, sulla politica centrale, cambia a livello invece locale, dove emerge che ovviamente il rapporto tra il politico e la gente e le imprese è molto più vicino e questo aiuta a tenere dialogo, a tenere rapporto e quindi a condividere quelle che sono le necessità, sia a livello comunale, provinciale e quindi quello che noi vogliamo a livello regionale. Insomma, gli artigiani alla politica e alla regione chiedono meno ideologia, più pragmatismo. Le imprese vogliono misure concrete per lavorare meglio, meno tasse, meno burocrazia, più personale formato e una sanità che funzioni. Noi auspichiamo che il rapporto fra le categorie economiche e il nuovo governatore sia prioritario su tutto.
Servizio di Valentina Visentini, vi dicevamo prima che sarebbe stato identificato il pirata che ha travolto e ucciso un 13enne sull'altopiano di Asiago, ed è stato identificato anche il pirata che aveva investito il sindaco di Cessalto in bicicletta. Andiamo da Christian Arboit. A te, Christian. Buongiorno direttore, anche da parte di Nicoletta Rizzetto. Ci troviamo in centro a Cessalto, ti posso confermare, la notizia è di questi minuti, è stato identificato, è stato individuato il pirata della strada, perché di questo si tratta, che esattamente una settimana fa tra Jesolo e Cortellazzo in via Colombo aveva urtato il sindaco di Cessalto, Emanuele Crosato, che lì si trovava per una passeggiata in bicicletta. Sindaco, è stato identificato, si tratta di un anziano del posto alla guida di questo Fiat Ducato bianco fondamentalmente. Mi conferma questo? Sì, queste sono le informazioni che ho. E anzi ringrazio i carabinieri della stazione per tutto quello che fanno, ma soprattutto anche per quello che hanno fatto in questo caso, l'US4 per l'aiuto che mi ha prestato immediatamente dopo l'incidente di lunedì, e francamente come ho detto ai carabinieri, per me finisce qui, cioè, a sapere che comunque è un anziano, una persona del posto, non ho più nulla da chiedere, insomma. Quindi lei non formalizzerà denunce, perché sappiamo che in questi casi servono poi delle denunce, lei non le farà? Io praticamente ho detto ai carabinieri, ho fatto una querela perché non sapevo chi fosse stato. Qualora mi sarà comunicato ufficialmente questa cosa, non avrò nulla da chiedere, perché comunque fortunatamente ho solo avuto danni economici alla bici, quindi fortunatamente non ho conseguenze, ho solo dolori e un po' di botte, quindi per me finisce lì. Poteva andare molto, molto peggio, vista la dinamica e visti anche i trascorsi, soprattutto in quella parte proprio di via Colombo. Sì, in effetti sono stato contattato la settimana scorsa da una signora che ha avuto appunto un familiare proprio in quel punto, un ciclista anziano che è caduto all'interno del canale, non si è fermato nel guardare come ho fatto io, e quindi questa cosa sì, mi sento un po' miracolato di questo. Il messaggio che mando appunto è quello di questa persona, questo anziano, che valuti che valuti lui se può ancora guidare, ma soprattutto di avere maggiore attenzione, maggiore rispetto magari verso un ciclista, un pedone. Capisco il momento di difficoltà, capisco anche che può succedere a tutti, a chiunque, però ci si ferma e ci si presta aiuto. Ecco, quindi lei depone l'ascia di guerra, non farà nessun tipo di denuncia, di querela, anzi quello che la querela presentata la ritira, però lancia un messaggio comunque forte e chiaro a quest'uomo impossibile che non si sia accorto di nulla. No, assolutamente. Il mio pensiero è quello che comunque magari si è trovato in difficoltà. Ho saputo anche dell'età, e quindi posso immaginare, posso comprendere, io perdono, non ho nessun problema a farlo, però la raccomandazione è quella di avere maggiore attenzione. La seconda raccomandazione che faccio a tutti quei genitori. Io vedo ancora tanti bambini, ragazzi che girano senza casco. Per me il casco è stato fondamentale, si è distrutto a una velocità ridicola, e quindi l'importanza di usarlo. Diciamo che se lei non avesse indossato correttamente il caschetto, forse oggi non saremmo qui a raccontarcelo. Sì, assolutamente, sia il caschetto che anche il dispositivo che mi ha permesso di avere l'avviso che l'auto mi stava dietro, quindi l'importanza di utilizzare tutti i vari sistemi che abbiamo per la sicurezza che abbiamo a disposizione. Grazie davvero Emanuele Crosato, grazie per questi messaggi che vanno anche oltre la sua vicenda umana specifica. Da Cessalto per il momento è tutto, direttore, con Nicoletta Rizzetto ti restituisco la linea. Grazie Christian Arboit con Nicoletta Rizzetto. Vediamo una notizia appena pubblicata dal Mattino di Padova, un investimento sui binari alle porte di Padova, donna in fin di vita, caos per chi viaggia in treno. La tragedia all'altezza dello scalo di Padova Campo di Marte, sospesa la circolazione del tratto fino a Terme Euganee, ritardi e cancellazione dei convogli. Andiamo di nuovo in pubblicità, torniamo subito.
L'apertura della nuova Venezia Online, vediamo la prima pagina. Giovanissimi volontari insultati dai clienti per i ritardi, in lacrime alla sagra. Il vicepresidente della Proloco di San Stino dice: arrivano alle 20:30, prenotano con già più di 600 persone sedute e pretendono di essere serviti in breve tempo. Anche in un ristorante rinomato occorre aspettare, ma questi evidentemente non lo sanno, quelli molto esigenti, insomma, che vogliono essere serviti subito e ad ogni costo. Andiamo a Castelfranco per un fatto storico al termine di un intervento di consolidamento che è costato €1 milione. Le antiche mura del castello sono state nuovamente rese percorribili. Vediamo. Per il sindaco di Castelfranco, Stefano Marcon, non si tratta solo di un'apertura fisica, ma di un gesto simbolico che restituisce alla comunità un patrimonio identitario che gli appartiene da secoli. Iniziati nella primavera del 2023 dal costo complessivo di €1 milione, i lavori di consolidamento strutturale di parte delle mura del castello hanno permesso di rendere percorribili gli antichi camminamenti di ronda risalenti alla fine del XV secolo. Diamo alla comunità di Castelfranco, ma non solo, l'opportunità di vedere la nostra città da un punto di vista diverso. Questo è stato un percorso partito da lontano, che è stato in grado di intercettare contributi pubblici e che si è finalizzato e concretizzato con quest'opera che, come avete visto oggi, nel momento della inaugurazione è partecipatissima. Il restauro si è concentrato sul quadrante nord-est del castello, noto come quartiere Montebelluna. La porzione di cinta muraria oggetto dei lavori comprende 120 metri sul lato est, di cui circa 90 interessati dall'intervento. La parte restante è inglobata all'interno di un albergo. Sul lato nord il tratto complessivo misura 60 metri, di cui 45 sono stati restaurati. Non è stato un percorso facile. Nel tempo magari si sono stratificate proprietà private, ci sono interruzioni di cinte murarie, c'è il tema della sovrintendenza, quindi molte difficoltà, ma abbiamo perseverato e oggi tagliamo il nastro. L'accesso al camminamento superiore avviene dalla scala interna alla Torre del Giorgione. Il percorso è stato messo in sicurezza con parapetti e passerelle. L'ingresso dal giardino della ex casa Pastrello in vicolo Montebelluna è delimitato da una siepe orizzontale che definisce il percorso dei visitatori e si integra armoniosamente con il contesto storico. Penso che a breve riusciremo a dare la possibilità di visitare anche la torre di nord-ovest, che come dicevo prima ha qualche difficoltà nel regolare gli accessi, ma stiamo superando, anzi io direi che le abbiamo superate, qualche piccolo intervento e avremo la possibilità di avere quella torre a disposizione in questo che io chiamo il circuito delle mura. La terza, già restaurata, è quella di sud-est, che sempre con il solito problema di accessibilità sta nei programmi, la soluzione c'è. Dobbiamo recuperare qualche risorsa, ma come sempre dico bisogna essere fiduciosi. Servizio di Filippo Fois. Adesso vediamo un'iniziativa di Luca Lapo in arte DJ Lucchetta, che per combattere i pregiudizi contro la disabilità suona per 24 ore non stop. Sentiamo. Sarà una 24 ore non stop di musica e sensibilizzazione sociale l'iniziativa lanciata da Luca Lapo, con l'obiettivo di abbattere i pregiudizi e diffondere un messaggio di inclusione, speranza e motivazione, rivolto a tutti coloro che si sentono per qualche ragione esclusi, non accettati o limitati dalle proprie condizioni di disabilità. Il 13 settembre a Schio, DJ Lucchetta, questo è il nome d'arte, noto anche per essere il DJ più piccolo del mondo, si esibirà in una maratona dalle 22 del sabato alle 22 del giorno successivo alla console. Il fattore non è il principale, quello della musica, è un fattore di trasmettere messaggio alle persone che hanno problemi, non solamente fisici ma anche mentali, che si abbattono sulle piccole cose, che possiamo realizzare i nostri sogni e soprattutto se abbiamo delle difficoltà dobbiamo guardare avanti e vedere se possiamo uscirne in maniera positiva. Musica contro ogni barriera, il senso dell'iniziativa, che ricalca lo spirito e il messaggio di sensibilizzazione rilanciato in varie occasioni da Lapo. Solo lo scorso anno, in occasione della Giornata internazionale della disabilità, aveva invitato sindaci e amministratori di diversi comuni del Vicentino a sperimentare per un giorno sulla propria pelle che cosa significasse spostarsi in carrozzella in un centro cittadino con le conseguenti difficoltà. Un messaggio positivo che viene rivolto anche alle famiglie di persone con disabilità.
E io parlo così perché, ad esempio, per mia mamma era impensabile, quando mi ha visto a 5 anni, che io potevo guidare la macchina, no? Dici, ma questo qua un domani lavora, va a scuola, cosa fa? Quali sono le prospettive? Fino a, sono arrivato a un punto che ho un mio lavoro, faccio anche musica, mi adeguo un po' alle esigenze della società e soprattutto faccio le cose che fanno gli altri, no? E una cosa molto importante, il messaggio che è importante, è quello di abbattere i pregiudizi, non solo rivolgendomi alla gente che ti ascolta o ti segue, ma è un messaggio rivolto anche per i locali che fanno musica, per i posti di lavoro, perché spesso si predica bene, si razzola male. Giornata di festa a Tre Baseleghe con l'antichissima Fiera dei Mussi. Quello di quest'anno è l'841esimo anniversario. E l'applauso della folla, del pubblico, la 841esima edizione della Fiera dei Mussi. La tradizione di casa a Tre Baseleghe, che ieri ha festeggiato la giornata simbolo dell'841esima edizione della Fiera dei Mussi. Una festa antica, ma soprattutto una tradizione sentita che ogni anno richiama folle di cittadini e visitatori nel comune padovano. Quella di ieri è stata una giornata ricca di eventi al Parco Draganziolo, a partire dalla tradizionale colazione con trippa, proseguendo con la mostra mercato del bestiame e le dimostrazioni di antichi mestieri e ancora mercatini, visite guidate e spettacoli. A rendere unico questo evento, come ricorda il sindaco di Tre Baseleghe, Antonella Zoggia, il prezioso contributo di associazioni, concittadini e non solo. È la nostra festa della tradizione, ma è la festa che ci aiuta a sentire Tre Baseleghe casa nostra. Tre Baseleghe, con la Fiera dei Mussi, dimostra il suo impegno che parte dagli amministratori, che passa attraverso tutte le associazioni che lavorano per la Fiera dei Mussi e anche attraverso tutti i cittadini, il suo impegno a costruire il nostro futuro in questo territorio, sentendolo casa nostra. Servizio di Marta Zatta, gli ospiti di Focus di questa sera: Francesca Bressanin, Carlo Alberto Correale, Valente Chieregatto, Yuri Dorian Gray, Marzio Favero, Giulia Princivalli e Stefano Valdegamberi. È tutto per questa edizione di Focus TG. Grazie per averci seguiti fino a qui e grazie ai nostri registi Renato Capoia e Mattia Pizzaia. Ci vediamo stasera a Focus, non perdetevi l'appuntamento con Focus alle 21:15. Buona giornata, arrivederci.